si tiene sollevato, brava, si trascina l'altra gamba, tutte e due mani piegate e incrociate, incrocia, incrocia, incrocia. Guarda, vedi che si incrociaccia, mando via la gamba dietro. Hai visto? Cioè quello che tutti quanti, molti di noi fanno, questa schifezzina in realtà non è così, è molto molto incrociato e c'è un grande lavoro di tecnica delle ginocchia. Allora, senza diventare professionisti in un minuto, però almeno prova a incrociare tutte le gambe. 2, 3, adesso ciao, ciao, spingo, benissimo, indietro, 2, 3, ciao, non appoggiare il tallone, stendi le ginocchia, avvicino piegando senza sedermi, spingo indietro, mi raccomando, il bacino, il sedere, non buttarti con la schiena, lì. Qua devi sempre sentire sull'ombelico, sulla schiena. Ok, ancora. 2, vai lì. 3, ciao, ciao, ciao. 2, 3, ciao, ciao, ciao. 2, 3, non spostare il piede davanti. Piedi sempre in contatto. Ciao, ciao, ciao. Schiaccia, torna. Ciao, ciao, ciao. Non spostare il piede davanti. Questo, tienilo lì. Ciao, ciao, ciao. 2, 3, ciao, ciao. 2, 3, incrocia bene, ciao ciao, spingi bene col piede dietro, vai, schiena avanti, ancora 1, 2, ciao ciao ciao, 2, 3, ciao ciao ciao, ok, laterale, stessa cosa, stai avanti qui non stiamo ancora muovendo niente, stiamo facendo solo i passi, però almeno la schiena tira su, vai, 2, 3, laterale, ciao, ciao mezza punta, esatto, adesso usa questa mezza punta, schiaccia e spingi, no, tutto il peso, allora è un ballo veloce proprio perché il peso del corpo arriva velocemente sopra la gamba, non può fare appoggio, poi trasporto, poi vado, poi arrivo, che la musica è già finita, mezza punta, spingi, no così, drittissima, da questa posizione in avanti, 2, 3, laterale, no, proviamo un pochino quella laterale, vai, ciao, ciao, spingi il sedere, ancora, 2, 3, ciao, ciao, spingi, 2, 3, apro, chiudo, apro, sono 3 passi, apro, chiudo, apro, 2, 3, ciao, 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 ok, stop, allora voglio che controlliamo all'1 di avere le ginocchia ultra tese, martelletto che ci schiaccia sopra, vediamo lì il martelletto, giù la caviglia, giù anche il fianco perché abbiamo scaricato il peso, ok, ancora, tesa, adesso, apro, chiudo, chiudo, spingo, vieni, tutto il tuo peso atterrato qui, caviglia che spinge in giù, attenta, questo è brutto, perché la gamba della ballerina deve essere lunga, non può spezzarsi nella caviglia, deve continuare, quindi spingi giù la caviglia, non serve questo, no, ecco, devi arrivare fino al mignolino, bene, vai ancora, 2, troppo incrociato, una base, non un New York, 2, 3, apro, chiudo, apro, 2, 3, ciao, 1, 2, 3, ciao, 1, 2, 3, più preciso da arrivare con il peso, ancora 2, 3, ciao, 1, 2, 3, pum, ta, pum, ta, pum, pa, pum, pa, aia, che dolore, ciao, 1, 2, 3, ciao, bene, giro, perché New York ci sei, prendo questo signor piede, che non ha il peso, vero? Non ci stai schiacciando. Ok, e gli faccio fare un passo dritto con le gambe tese con tutto il peso sopra. Adesso ruota solo il corpo, non spostare il peso. Là, guardati allo specchio. Vedi che sei qua, invece noi siamo qua. Butta indietro il sederino, stendi la gamba, bene. Adesso ci vado sopra con il peso, non piegare il ginocchio. Là, teso. Torno allo specchio, ciao, proviamo dall'altra parte,
turn, tese, tese, tesa sotto, peso sopra, cia, cia, cia. Ok, ancora una volta. Passo, tesa, giro, cia, cia, cia. Dall'altra parte, passo, giro, cia, cia, cia. È un po' più chiaro, ci sei? Allora, le ginocchia sempre dritte, tranne nel momento del lock step in cui si piegano per poi raddrizzare di nuovo. Vai pure nel tuo programmino con Michele, forza. Dai, in posizione. Ok, adesso controlliamo un po' le gambe, va bene? Quando sono tese, quando sono piegate, mi raccomando, perché se devi ballare. Allora, anche se facciamo un pezzo piccolo, un pezzo semplice, però lo facciamo bene, no? Se no non siamo ballerini. C'è sostegno qui o siamo molletti? Dai, dall'inizio. Sei pronta con la schiena? Sei dritta, le tue ginocchia? Ah, ecco, vai. 2, 3, cia, cia, 1, 2, 3, cia, cia, 1, 2, brava, 3, cia, cia, 1, 2, ah, ancora così lontano. Rifacciamo, no, non può funzionare così. Molto meglio la prima parte, molto meglio, molto meglio. 2, 3, cia, 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 2, 3, cia, cia, stop. Adesso non pensare, a parte che qua sei davanti a lui, non devi averlo superato, ok? Non pensare a fare strada, tu non devi spostarti, se no ti allontani troppo. Tu devi fare i passi sotto di te, qui, piccolini, sotto il mio corpo, esatto. Hai visto che non mi hai strappato il mio braccio? Vai, prosegui, no, c'è il freno qua. 3, sotto il mio corpo. Fammi vedere una bella mano dritta con le gambe tese. Ok, New York, vai, su e cia cia 1, su, cia cia 1, su, cia cia cia, dritto, dritto, cia cia cia, end to end, cia cia cia, spingo con i piedi, incrocio bene, 2, 3, guarda che ti guida lei tra un po', cia cia cia, cia cia cia, 2, 3, cia cia cia, spot, turn, cia cia cia, piccolino anche il passo del giro, perché se vai a prenderlo così lontano, fai fatica a tornare indietro, piccolo sotto di te. Provalo con la musica. Allora, stiamo concentrando l'attenzione sulle gambe, quindi anche se non fai ancora niente con le braccia, non c'è problema, però le gambe devono essere guardabili. Vai. Vieni un po' più in centro, Michele. Sempre lenta, ma senza errori, Ok, conti tu, Vicky? Certo, sei tu il ballerino. Dai. 2, 3, forza! 2, 3, chiudo, cambio, giro, New York, precisi passi, dritte con le gambe, 2, 3, 2, 3, spot, ok, un'altra volta perché abbiamo sbagliato sempre il minimo, fan, dai, sì, ti manca un passo, perché tu arrivi al fan, bene, chiudi bene, poi tutto con pasticcio non si capisce, allora sinistra e ciao con la destra, dai, questa è la prima, che ballo è? Tutto sotto, schiena, 2, 3, cia cia, 2, cia cia 1, 2, 3, cia cia 1, destra, cia, 2, cia, 2, 3, mi fai ancora pianino la prima parte, c'è ancora questo problemino del passo che manca a lei.
Inizio, ancora una volta l'inizio. Sì, ma tu falla che non ti fa male. Sì, sì, falla, prova con lei. Stai su. 2, 3, cia cia cia. 2, 3, cia cia cia. Sinistra, destra, cia cia, stop. Qua hai una mini pausa, ma mini, perché si riparte subito. Stai pregando. Ok. Microscopica pausa. Adesso devi pensare sinistra, che fa il passo perché l'hai appena liberata, cia 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 con la destra, alemana con la sinistra, 1, 2 e via. Ok? Questo pezzettino non ti è entrato nella zucca. Ancora, sempre dall'inizio. Dai. Indovina? Ma ci stai schiacciando sopra, per quello che fai confusione. Certo, lì non c'è peso. Non c'è peso. Ok. Adesso noi stiamo andando straveloce perché qualche volta invece dovresti cominciare facendo degli esercizi per spostare il peso, perché forse non ti hanno mai fatto fare queste cose qua. Allora sei sempre su 2 piedi, non sai mai dove cazzo di piedina stai effettivamente spostando il tuo peso. Ecco, però per non annoiarci con queste cose, se vuoi ballare un po' qua in lezioni, facciamo ballare, non c'è problema. Però ecco, ti manca questa cosa qua, di dire adesso il mio corpo è sulla destra, ok? La sinistra è bella, lunga, tirata, con questo bel piedino da ballerina, ma non ha peso. Niente peso, vai. 2, 3, cia cia cia, concentrati, cia cia, 1, sinistra, destra, cia cia cia, sinistra, destra, cia cia cia, alleluia, cia cia cia. Ok, ce l'abbiamo. Bene, dai, ok. Allora, mettiamo qualche braccio, che per adesso sembriamo un po' delle marionette. Dunque, come ti hanno fatto qualche volta muovere? Esatto, tu sai che le dita bisogna tirarle, è vero, il braccio. Per svilupparlo, fagli vedere Michele, per svilupparlo si parte sempre dal gomito, poi polso, poi mano, ok? L'uomo ce le ha più rilassate, le dita da ballerina ce le ha tiratissime. Ogni volta che tu devi lanciare un braccio in alto o fuori o diagonale, dove sarà, partirai sempre dal gomito. Bravissima. L'energia la prendi dal centro del corpo, polso, mano, e arriva fino al tuo dito indice che sta da solo. Eccolo là. Ok? Devi sentire tutta questa parte che tira senza rilassare il corpo, naturalmente. Può essere che la mano vada sul fianco o sul corpo, ok? Benissimo, non c'è problema, però sempre bella aperta, non queste cose qua. Quando la butti in alto, stai attenta a non tirare sulla spalla, far vedere bene il collo, esatto. Proviamo a partire dall'inizio, ci mettiamo qualche braccio. Queste le metti come piacciono a te, non c'è una regola, tu devi fare così nel New York, puoi fare quello che vuoi, però devono essere belle da vedere. Quindi devo dire, dai, vai, veloce. Giovanotto, le tue braccia, intanto, le ricordi nel cia-cia? Le avevamo decise tutte quella Luciana, Dai, parti da capo, ripassiamole. Non devi andare a capo, ti puoi dimenticare le cose. Vai. Lei ti fa 2, 3, tu fai cia-cia, basta, tieni sempre lì, cia-cia-cia, no? Sì? Dai, inventatene, non mi interessa, dovevi allenartene, Michele. Cioè, o te le provi o te le inventi o improvvisi, ma adesso vi voglio vedere le braccia. Forza, inventatele, però me le fai vedere. Questo qui morto qua così un'ora non ci può stare. Vai, inizio. Dai, che ti sarà un po' torno a vedere veloce. 2, 3, cia cia cia. 2, 3, cia cia cia. Vado in fan, cia cia forte. Ok, ti ricordi? Aspetta fino all'ultimo e lo lancio all'ultimo. Vai, chiudi. 2, 3, cia cia cia, alemana, cia cia cia. Com'era? No? Gomito piegato. Lancia la pallina in alto, Michele. Vai, lo voglio vedere. Lei aspetta un attimino. 2. New York, non si torna indietro. Dai, Michi, sveglia. 2, 3, cia cia cia. 2. Piega, stai lì. Pallina. Cia cia cia. Giro. Cia cia cia. End to end, do la mano, apro grande, do la mano. End to end, no, non ci siamo. Non è ripassata, non è lavorata, quindi non ne guardo. Non ci siamo, Michele. È inutile che facciamo 750.000 lezioni se dopo tu non le ripassi le cose.
Ma vuoi che ti spiego di nuovo tutte le braccia del cia cia cia? Ma neanche. Adesso facciamo ballare lei. E poi domani mi senti quando c'è la Luciana. Ma scherziamo. Ci abbiamo messo 2 lezioni, le abbiamo sistemate tutte le braccia. Adesso non mi puoi dire che fai di nuovo così, non esiste. Ti devi allenare. Allenare tutti i giorni. Inutile che facciamo 5.000 lezioni se poi non ti ricordi le cose. Capito? Domani vediamo se la Luciana se ne ricorda, vuol dire che si è allenata di più di te. Caspita, cioè io per tirare via questa cosa del braccio teso ci avevo messo tantissimo. Le ultime lezioni facevi così, eri bello, col gomito piegatino. Adesso di nuovo ritorniamo a fare sta roba. Ricordati che in gara ci si va quando si è belli, bravi, a tempo e dritti, se no, niente. Dai, dall'inizio. Adesso penso a lei però perché voglio vedere un attimino le sue braccia. Stendi le gambe? Ok. Allora all'inizio, se vuoi, puoi fare un gesto verso di Michele e puoi aprire il braccio. Però, se ti piace, se no non c'è problema. Allora, al 2-3 di solito si fa, quindi il braccio parte da fuori, va verso Michele, 2, 3, cia cia cia, qui si apre, cia 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 si apre, bravissima. Poi lo abbassi quando vai indietro, 2, 3 sulla testa, cia cia cia, vado in fe, 2, 3, adesso arriva il braccio, cia cia cia, esatto. Questo è un ballo veloce, molto ritmico, quindi cia cia pum, deve arrivare. Questo è lento, ancora rifai. Qualsiasi gesto tu vuoi fare, fallo forte. Fai un bel lancio teso, decisa. Dai, che è un ballo fortissimo. 2, 3, cia cia cia. 2, 3, cia cia cia. 2, 3, cia cia cia. Rifacciamo. Andate in tilt di piedi. Dai. Allora, prepara avanti puntato il tuo piede. Ok, lo chiami e si parte da dietro, aspetta, parti da dietro, vai verso di lui, 2, piega, cia cia cia, prosegui, 2, 3, cia cia, adesso piccolini sotto di te i prossimi passi, 2, 3, cia cia, braccio, va, fammi vedere uno slancio forte da lì, questo è il massimo che sai fare? Dai la mano a Michele. No, il fan voglio vedere, c'eravate già ma siete molli come 2 budini. State su con questa schiena. Oh! Allora, carica il braccio, prendi l'energia dal corpo e pum! Grazie! Con la testa, vero, bella alta. Adesso puoi decidere, guarda che hai la gamba ancora avanti, Noi siamo appena arrivati nella quell'altra. Yes. Adesso quando chiudi e cambi peso, sì, puoi decidere di metterla sul fianco, di metterla sui capelli, puoi fare quello che vuoi. Ma dobbiamo essere comunque delle ballerine, vero? Tira queste mani, dai, su. Quella ti piace di più? Ti piace il fianco? Ti piace i capelli? Ti piace abbassarla semplicemente? Puoi fare quello che vuoi. Dai, decidi tu, un po' di fantasia. Non si sa. Oh, capelli, anche a me piace, bello capelli, anche perché il maschio non lo fa, quindi cia cia cia, aspetta, no, voglio vederlo bene io, a me è piaciuto, sai, mi è piaciuta l'idea, ma non come l'altra gamba. Cia cia cia, adesso stai su, quando il piede si avvicina per chiudere, fai questo, cia cia cia, 2, bravissima, 3, cia cia cia, eccolo, guarda qua che è di nuovo un molleccio. Io direi che nell'alemana ci sta bene un bellissimo slancio nell'angolo, no? Bam! Ma nell'angolo però, guardando bene là, prova. Giro sul braccio, bene. Oh, adesso abbiamo tutti in New York, quindi lì ti viene naturale aprirla, esatto, senza problemi, ma se la apri la devi aprire bene. Gomito, polso, mano, tiro le dita, noi usiamo la tecnica di lancio la pallina, così sono sicura che faccio uno slancio forte, però sai, come vuoi tu, l'importante è che non lo butti più indietro della spalla, come fa a volte Michele. Dai, su, cia cia, aspetta, prepara il piede come lui, sennò poi ti sbagli. Cia cia, 1, 2, e guardando per terra, tutti così, tutti chiusi, su con la schiena, coraggiosi, guardate avanti, su, fatevi vedere, oh, belli, dritti, e via, si torna indietro. 3, cia cia cia, di qua, su, guarda avanti. Cia cia cia, su, bene, cia cia cia, giro, cia cia cia, l'end to end, quella di indietro, sai, ne ha 3 di cia cia cia,
Mm?